Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Beh, allora, ci siamo. Io volevo, i miei ospiti li saluto, Domenico Tallini, Giuseppe Aieta, grazie per essere qui. Ieri è uscita un'intervista rilasciata dal Presidente del Governo regionale, Mario Oliverio, rilasciata alla Gazzetta del Sud, al collega Nicola Lopreiato. Qui Oliverio disegna quello che è stato il percorso fino ad oggi, dice in sostanza che c'è una svolta, che la svolta la si vede, la si nota, e il riferimento alla Giunta dice, beh sì, qualcosa bisogna fare, c'è bisogno di una messa a punto, di una giustatina per rendere ancora più efficiente il lavoro che è stato fatto. Che dice Tallini? Ma intanto dovrebbe dire se la fa prima o dopo le elezioni, perché in base alla tempistica capiremo se è una mossa strategica che poi che serve ad invogliare tanti esponenti del PD che giustamente in una fase come questa devono avere delle motivazioni per fare la campagna elettorale. E se la farà prima la Giunta significa che ha le idee chiare, che ha delle scelte che insomma vanno nella direzione di un rapporto, cioè il salto in avanti, la qualità. Se la fa dopo viene il dubbio che potrebbe pure rimangiarsi con qualche motivazione pure un eventuale rimpasto magari, no? Perché... E lo vedrebbe magari il suo competitor di oggi, Aieta, come assessore, che pensa? Ma io, il collega Aieta è stato sempre presente in aula, sempre moderato, mai, devo essere sincero, mai fuori dalle righe, e credo che insomma, tra i tanti consiglieri regionali del PD di certo non sfigurerebbe in un eventuale incarico di giunta. Devo essere io, forse questo endorsement detto da Tallini, la giornata è iniziata bene, diciamo. È un endorsement questo. Tallini è sempre molto critico, però io ovviamente gli riconosco una grande esperienza e conosce le cose di cui parla. Questa emittente mi conosce, insomma, dico sempre quello che penso, lo faccio con tranquillità, perché non faccio parte né di caminetti, né di gruppi, né di gruppetti, sono libero con la mia libertà, e però penso che il Presidente Oliverio con l'intervista di ieri, insomma, facendo riferimento ad un tagliando della Giunta, credo confermi un po' quello che stia succedendo negli ultimi tempi. Ora, io non ho bisogno di sapere se la Giunta la fa prima o la fa dopo, perché mi butterò nella campagna elettorale, intanto perché credo in Matteo Renzi. Ma si butterà in campagna elettorale? A sostegno dei candidati non del candidato, non candidato. Io non ci penso neanche, non ci sto pensando. È andato a Torino, ha parlato. Io sono andato a Torino perché faccio parte di un gruppo di amministratori energia locale, anche in virtù del fatto che sono stato sindaco 10 anni, al seguito di Matteo Ricci, Matteo 2 diciamo. Ho incontrato Matteo Renzi, che come al solito affettuoso, abbiamo parlato anche delle imminenti elezioni, abbiamo fatto un ragionamento, ma insomma io credo che intanto ci sia una regola, che abbiano precedenza gli uscenti e che gli uscenti debbano raccogliere i frutti del lavoro che hanno fatto, di ciò che hanno seminato. Farlo non solo nelle liste proporzionali, ma anche nei collegi, perché quando uno lavora bene non deve temere i collegi uninominali. Per cui noi siamo a disposizione ovviamente del partito. Quindi hanno lavorato bene, devono raccogliere il risultato. Guarda, io fondamentalmente, dando un giudizio così molto a volo d'uccello,
penso che certo c'è stato chi è stato più presente, ecco, ma un po' la legge elettorale che ha nominato questi parlamentari li ha quasi costretti a non essere presenti nei territori, e poi c'è chi invece lo ha fatto, ha continuato a macinare chilometri nei territori calabresi, sono certo che raccoglierà i frutti, insomma. Ma molti concetti sono condivisibili, perché la legge elettorale è stata pure una mezza sorpresa per molti. Non se l'aspettavano di dover andare a raccogliere i voti. Per molti deputati, per molti parlamentari o senatori o deputati, magari molti non si aspettavano magari l'evoluzione di una coalizione politica che, guidata da Renzi, ha avuto momenti di esaltazione, momenti di gloria, momenti in cui gli italiani hanno pensato di aver ritrovato un governo stabile e un leader almeno per i prossimi 20 anni. Invece poi non è stato così, perché si sono verificate una serie di cose, una serie di errori, una serie di riforme sbagliate o perlomeno impopolari, insomma, che hanno indotto hanno creato problemi interni alla coalizione che ha guidato il governo, che doveva sostenere Renzi, che ha creato una serie di scontri interni al partito guida, che è quello del PD, e quindi poi hanno fatto macchina indietro, diciamo. Una serie di sconfitte anche che si è voluto intestare Matteo Renzi, mi riferisco soprattutto al referendum. Poteva assumere un atteggiamento diverso, invece sono errori politici gravi che si hanno quando si ha, che si pagano, diciamo. Quando si perde con il 20% di consensi in meno rispetto alle previsioni. Come si fa a pensare di poter vincere il referendum con il suo appello finale, che addirittura poneva una condizione quasi invocando gli italiani di votare per il sì, altrimenti lui si sarebbe dimesso. Quindi una serie di errori che hanno fatto venire fuori un po' dell'opposizione interna, che ovviamente... Ma adesso però si vota, adesso i cittadini calabresi devono esprimere la loro preferenza, devono indicare un progetto politico al quale concedere la fiducia, no? Sulla base di che cosa bisogna scegliere? Forse si sceglie anche in virtù del lavoro fatto in ambito regionale, così o no? Incide, non incide? Io credo che incidano più fattori, c'è un trend nazionale, ovviamente sulle politiche dei governi Renzi e Gentiloni, dove insomma sono state realizzate le cose importantissime, ma davvero epocali. Io intanto penso che l'elemento più riformista della storia della Repubblica sia stato il provvedimento sugli 80 euro, per esempio. È una mia convinzione che vado affermando ormai da tanto tempo. Sono tante nelle politiche sociali, non li elenco perché i cittadini conoscono. È ovvio che incide anche il dato regionale, non c'è dubbio, ci sono più fattori che incidono. Incide la presenza sui territori, incide la presenza anche delle proposte, incide il malcontento. Non si capirebbe altrimenti, non si capirebbero sondaggi così insomma, importanti per il Movimento 5 Stelle. Insomma, io vorrei capire, non è quello un consenso che cresce perché crescono fatti, provvedimenti, atti parlamentari, è un consenso che erode i partiti di governo, che erode i partiti tradizionali e che intercetta un disagio che c'è nella società italiana e in quella calabrese. Ovviamente ai problemi che, nonostante
tutto ha enunciato che riguardano il governo nazionale, si aggiungono i problemi relativi al fallimento di proprio fallimento, senza se e senza ma. Ma questo ormai lo dicono loro stessi, lo ammettono loro stessi che c'è un fallimento di questa esperienza. Ma lo dite voi, è un fallimento? No, io non lo dico, assolutamente no. Per la verità lui no, ma... interpreta, voglio dire, quando dico lo dico loro, al di là di Aieta ci sono tanti esponenti. Tanti consiglieri di maggioranza che lo dice il sindacato, lo dicono molti consiglieri regionali dello stesso schieramento politico del governo. Al di là, poi abbiamo un'opposizione interna al PD che critica molto la conduzione mi permetto regionale. di intervenire, guardi, con la stessa franchezza con cui insomma, mi esprimo su tutte le cose. Io credo invece che questa legislatura sia stata una legislatura importante che ha trasformato la Regione Calabria. Attenzione, rimangono sacche di resistenza. Quelle sacche di resistenza noi non le abbiamo vinte ancora, perché probabilmente avremmo dovuto utilizzare più la sciabola che il fioretto, a cominciare dalla burocrazia regionale che, io lo continuo a dire ormai da 3 anni, continua ad essere in alcuni settori delicati della regione un cancro per la regione Calabria. Quindi giustifica alcuni mancati obiettivi. Ma la responsabilità politica è in capo ovviamente a noi. E io quando dico noi non metto solo sulla graticola il Presidente o il Governatore o la sua Giunta. Io parlo dei consiglieri regionali e del Consiglio regionale. Laddove non si incide è un'istituzione intera che perde, che arretra. Le cose importanti che sono state fatte, probabilmente, questa è una delle ragioni che mi sta portando a riflettere proprio negli ultimi tempi, è che è mancata una direzione politica delle questioni che abbiamo fatto e che abbiamo fatto con successo. Sentiamo Tallini. No, questo sta diventando un po' la giustificazione che hanno fatto, non dicono cosa hanno fatto, però dice, io sono pronto a fare un elenco. Abbiamo sbagliato nel non saper comunicare nella comunicazione, quello che abbiamo fatto. Insomma, voglio dire che il termometro non è un po' l'arte retorica da parte di chi con grande difficoltà, lo vediamo in tutti i dibattiti, cerca di giustificare un po' questa esperienza. È ingiustificabile questo. È la Calabria che sta giudicando e non possiamo fare altro che camminare per strada, ascoltare cosa pensa la gente. Insomma, tutti gli indicatori della Calabria sono arretrati. E allora la disoccupazione è aumentata. Allora, se il tutto sta nella vicenda della burocrazia, perché è là l'ostacolo dove oggi si rifugia da Oliveri a buona parte della sua maggioranza, io voglio ricordare che quella burocrazia l'ha nominata Oliverio. Ai vertici dei dipartimenti ci stanno tutti i direttori generali messi là da Oliverio e là questi direttori generali sono stati nominati con criteri che se li avessimo fatto noi, io ho fatto con Scopellito l'assessore al personale e so bene quali criteri abbiamo applicato, abbiamo messo nei dipartimenti dirigenti che erano stati selezionati con amministrazione di sinistra, gente molto valida. Quindi senza guardare alla tessera, assolutamente. Ma loro invece hanno guardato alla tessera, loro hanno guardato assolutamente. Mi pare che molti dei dirigenti Scopelliti siano rimasti. Loro non hanno guardato la tessera degli altri, hanno solo guardato la tessera del PD. Solo la tessera loro, quindi se non c'è un tessera del PD, se non c'è la tessera non del potevi fare il dirigente. Insomma, non poteva essere assunto. Allora, ma mi pare che ma dov'è il cambiamento? Molti dei direttori generali che dirigevano con Scopelliti sono rimasti al loro posto. Insomma, voglio ricordare solo uno, il più importante dei direttori generali, che è quello della programmazione, il dottor Praticò, che tra l'altro si è dimesso. Lascia tra poco per ritornare per questioni familiari, tra l'altro condivise col governo. Quindi non è questo il punto. Guardate, il punto non è chi
cosa, il punto è come. Io penso che il Presidente Oliverio su questa questione dei direttori generali insomma, necessitava di più coraggio. Ecco, e allora necessitava perché ci sono tanti ragazzi che hanno studiato nelle università, che hanno fatto stage nel mondo, che potevano essere al servizio della Calabria. Lì abbiamo avuto poco coraggio. E allora ha ragione Tallini? No, Tallini non ha ragione. Tallini dice la dirigenza andava... No, Tallini parla di una dirigenza che è quella che ha gestito anche quando lui era assessore e che non mi pare che abbia portato grandi frutti. Io continuo a dire che uno dei mali della Calabria sta lì dentro, perché io vengo dall'esperienza dei comuni e delle province. Nelle province, quando io governavo con Oliverio alla provincia di Cosenza, avevamo una burocrazia che era austro-ungarica. Oggi tu decidevi una cosa, ieri era fatta quella cosa. Oggi decidiamo di fare una cosa con il Dipartimento, per esempio, lavoro, passano mesi e mesi e quella cosa non si realizza mai. Questo è il punto vero. Sentiamo Tallini che dice. Ma guarda, io posso dire, perché su alcuni aspetti sono intervenuto con interrogazioni, il problema è che ci sono dei soggetti che Oliverio tenta di piazzare e non hanno nemmeno i requisiti per fare i dirigenti generali o i dirigenti di settore. Te ne posso dire uno, si sono inventati un concorso per il dissesto idrogeologico e siccome chi deve vincere, chi deve andare a guidare, chi ha previsto Oliverio che deve fare deve avere questo incarico, probabilmente non ha i requisiti per farlo e allora è tutto bloccato. La verità è questa. Quindi si aspetta di mettere a posto questo, i ritardi Oliverio oggi a ben ragione si può definire il temporeggiatore, perché all'inizio si è detto guarda lui è un diesel, parte lento ma poi arriva, insomma qua è partito diesel, ma mi pare che è arrivato insomma meno di un diesel, è arrivato con la marcia indietro, è arrivato e quindi tutti gli indicatori si sono arretrati. Non è così, non è assolutamente. Guarda, io voglio fare una discussione franca perché io credo che questo sia il tempo della franchezza in Calabria, attenzione. Perché non pensiamo a salvarci, come dire, individualmente o una parte rispetto alla... perché non si salva nessuno. Il fallimento della Regione Calabria o del governo Oliverio non salva nessuno. Io sono convintissimo di questo. E io, siccome sono convinto del contrario, che ci sono i termini per salvarsi tutti ancora, io credo che in questo momento viviamo un momento di difficoltà. Io lo dico con molta franchezza, come sono abituato a fare, e i momenti di difficoltà stanno tutti in capo al governatore, ovviamente, ma stanno in capo anche a noi, che stiamo in Consiglio regionale. E quindi anche all'opposizione? Certo, anche all'opposizione. Guardi, le faccio un esempio. Noi abbiamo approvato circa 50 bilanci delle società partecipate, gli enti in house della Regione Calabria. Bene, nella mia commissione che presiedo, che è la commissione bilancio, se non avessi avuto, e lo dico e lo confermo in Consiglio e fuori dal Consiglio, la presenza di Fausto Orsomarso, del collega Fausto Orsomarso, a garantirmi il numero legale, probabilmente io avrei fatto un quarto delle commissioni che ho fatto finora. Quindi lì c'è un atto di responsabilità, così come farà Tallini nella sua commissione. Ora, posso sperare io che quella responsabilità si trasferisca anche nella governance? Spesso mi viene detto, ma Oliverio non ci coinvolge. Questo è un limite di Oliverio. Perché io non riesco, io come voi, non riesco a parlare con Oliverio da tempo, non riesco a parlare e quando ci parlo e quando mi riesce di parlarci, ci parlo con attese estenuanti. Questo è un limite che i cittadini, i sindaci avvertono, ma dire da questo, passare a dire che questa esperienza è un'esperienza fallimentare, io credo che non sia così e gli indicatori confermano quello che vi dico io, perché la Calabria cresce sia pure come dire, lievemente,
che la spesa del cancro della Regione Calabria, che era quella dei fondi comunitari, è una spesa che è approdata già ad oggi, in questo momento in cui stiamo parlando, a percentuali importanti, mai registrate nella storia di questo... Ci fermiamo qui, questi due punti. Possiamo andare avanti. No, perché io posso anche i punti di debolezza. No, ma esempio, partiamo dai punti di forza. I punti di forza. Quei due punti di forza che ha citato. La Calabria cresce e la spesa comunitaria cresce. Davvero senza ironia e con la serietà di chi in questo momento ha la responsabilità di parlare alla Calabria, ma a tantissima gente che ha delle aspettative. Non so se capita al collega Aieta di incontrare tanti giovani che ti comunicano che stanno lasciando la Calabria, o di incontrare non gli ultimi degli ultimi, perché anche i figli dei nostri amici, figli di famiglie che noi conosciamo da tempo e che non erano nelle condizioni di povertà, ebbene i loro figli hanno deciso di lasciare la Calabria. Nemmeno una possibilità di prospettiva vanno, e molta gente se ne va all'avventura, non sa che cosa va a fare, ma sicuramente è ripresa in maniera allarmante questo fenomeno, che è un fenomeno che ci deve fare riflettere, perché i giovani di oggi non sono gli emigrati di ieri, che sono partiti con la valigia di cartone. I giovani sono laureati, i giovani di oggi sono tutte esperienze diverse, che hanno titoli di studio. Però Aieta parlava di una Calabria che cresce con i numeri. Io vedo questo, anzi vedo questo e vedo ma gente, cresce o non cresce? Perché assolutamente, vedo una Calabria rassegnata, altro che crescita. Se crescita è, non so che cosa crescono alla Regione Calabria soltanto coloro che vengono assunti da Oliverio e che hanno la tessera del PD nelle varie strutture. Queste sono cresciute, non so se i posti sono saturati, ma non c'è una sola struttura. Lì è la crescita? La crescita è solo là. È personale. Poi tutti gli altri disoccupati, ti posso portare l'elenco, io non l'ho portato adesso, ma ti posso domani fornire l'elenco. Probabilmente nemmeno tu sei... Ma lo dico no, ma te lo dico io. Non conosco di assunzioni fatte in regione. Io mi sono trovato un paio di volte alla Cittadella e ho visto tanti esponenti che giravano a destra. Io dico, ma forse c'è qualche manifestazione del PD? No, sono tutti assunti nelle varie strutture, solo a supporto di tutte le strutture, solo personale che è esponente del PD. I segretari regionali dei partiti sono assunti da Incarnato no, non sono assunti, hanno dei contratti. Sono assunti. Hanno dei contratti. E i segretari fiduciari, tra l'altro. Tutti. Poi ci sono tutti nelle strutture, vai a vedere cosa c'è. Nelle strutture parli dei dipartimenti e degli assessori. Certo. Persone di fiducia come facevate voi quando eravate con Scopelliti. Guarda, non è questo. Tallini, tu sei persona troppo intelligente. Guarda, non sono persone di fiducia perché... Che significa? Tra gli assessori ognuno sceglie chi vuole, è autonomo posso darti un elemento. Ma tu quando parli di assunzione fai capire ai cittadini che ci sono assunzioni a tempo indeterminato. Io non ne conosco perché io pubblico tutti i bandi della Regione Calabria e siccome non credo che alla Regione Calabria siano diventati folli e fare concorsi pubblici senza una manifestazione di interesse pubblica, io pubblico i bandi perché molti giovani mi chiedono e io metto sul mio sito tutti i bandi che pubblica la Regione Calabria. Allora, non mi è a conoscenza di assunzioni. Guarda che... Se poi tu parli di contratti a tempo determinato nelle strutture degli assessori... non sono nelle strutture, nelle varie short list che messe là. Allora, un altro episodio così siamo chiari. Allora, avete seguito sta vicenda del blocco delle procedure per l'assunzione per i giovani che dovevano
poi fare l'istruttoria delle pratiche di tutti coloro che hanno nelle varie misure fatto richiesta di finanziamenti di fondi comunitari. Ebbene, i criteri erano stati individuati dal dottore Praticò, il dirigente generale dei fondi, con addirittura... Mi pare che Oliverio li abbia bloccati. Con delibera di giunta, che erano criteri soprattutto puntati sul merito. Appena all'inizio gran parte dei raccomandati di Oliverio si sono trovati fuori perché probabilmente avevano il criterio di avere la tessera, ma il criterio. Però fammelo concedere. Cioè, io dico, questa è fantascienza, fantapolitica, ti prego, me lo fai la croce della me lo fai completare sto concetto. concetto. Ti prego, perché me lo fai completare. Su una cosa... ma io ti do un elemento che poi potrei pure approfondire. Poi giovedì in Consiglio regionale mi potrai dire io l'ho approfondito e ho raccontato una fesseria. Allora, il presidente Oliverio ha bloccato la procedura perché ha detto che erano criteri soggettivi e i criteri soggettivi li individua il direttore generale. E chi li deve individuare? I criteri soggettivi. Il politico che magari... Ma non è questo. Allora, che fa? Cambiano i criteri. A metà selezione, quando alcuni erano già stati selezionati ed altri erano stati esclusi. Chi erano stati esclusi? Poi... Io in un orecchio ti posso dire pure qualche particolare in più se lo vuoi, e va bene, ma comunque l'ha bloccato la procedura perché probabilmente molti di quelli che aspiravano ad entrare e a svolgere questo compito, questo lavoro, eccetera, eccetera, e va approfondito, io approfondisco. Parto già con un... Ma poi il dramma, no? Allora, il dramma non è questo, scusami, ma il dramma è che per questa cosa... Io vorrei stare al merito delle questioni, perché queste favole sono favole della campagna elettorale e io ti pregherei, almeno io non voglio partecipare e condividerle neanche in trasmissione, non sono uno che vuole utilizzare questo in campagna elettorale. Su Oliverio... La gente non voterà per questo. Scusami Mimmo, io vorrei contestare ad Oliverio e io potrei essere anche dalla tua parte, perché io sono libero, ripeto, io non sono né suddito Oliverio né tifoso Oliverio, io sono libero da Oliverio e da tutti, quindi io sono pronto. Ci sono degli errori che fa Oliverio, certo che ci sono degli errori e io te li posso enunciare, ma da questo a passare a rasentare l'integrità morale del Presidente io non ci sto. Sai perché? Perché quello è un patrimonio, oggi è l'unico patrimonio che abbiamo da spendere. Non abbiamo da spendere grandi successi sul piano amministrativo, ma sul patrimonio morale, su quello io non discuto e non voglio condividere neanche una trasmissione televisiva. Del Presidente? Del Presidente Oliverio. Sì. Del Presidente Oliverio. Guarda, io ero venuto qui non per difendere Oliverio oggi. Non per difendere Oliverio, perché ci sono degli errori negli ultimi tempi che ha commesso, che sono errori che pagherà e che pagheremo tutti. Ma sul piano morale, l'unica cosa su cui io non posso passare, perché conosco la pancia, nel ventre conosco Oliverio, per averci governato 10 anni, so come Oliverio sta lontano dalla malavita, so come Oliverio sta lontano dai maneggioni, so come Oliverio sta lontano dai tangentisti, lo so, io lo conosco perché ho vissuto direttamente questa esperienza. Ho capito. Poi però c'è un'altra partita. Posso? Certo, sì. Tu puoi, posso? Ma vabbè, io non vorrei partecipare però a questa, alla croce... Allora, non ne citerò più, ti prego. Non ne citerò più, però qua non si sta mettendo in dubbio la moralità di un uomo politico che in questo momento, io sto parlando di incapacità no, se tu mi dici che Oliverio blocca
le graduatorie del direttore generale perché vuole metterci il becco, io ti assicuro che non è così. Guarda, ti posso raccontare una storia, la storia del Corap, te la posso raccontare? No, aspetta, ma lascia stare là dove poi ogni tanto viene fuori, perché se tu vedi, poi mi spingi pure a dire altro. Allora, no, ma io non ti voglio spingere. Ti ho già detto due cose. Sì. Che sono bloccate per questo, perché cerca di mettere gli uomini suoi. Allora, forse no. Allora, qual è, sfiora il dubbio ma che sai forse qual è è il il contrario? risultato di questa cosa che ha fatto? Lo sai qual è il risultato? Adesso l'istruttoria delle pratiche sono andate agli stagisti, ma siamo alla fine del mondo, cioè senza alcuna competenza. Quando i criteri di valutazione per la selezione di questi giovani erano quelli che dovevano. Ti vorrei ricordare che gli stagisti sono quelli da 110 e lode che voi, non hanno fatto mai avete assunto. Ma che non hanno mai fatto questo lavoro. Ma tu pensi che davvero ci vogliono competenze eccelse? Come? Tu ce l'hai? Perché guardati i bandi che ha bloccato Oliverio e vedi che tipo di requisiti necessitavano, e allora poi tu potrai fare la differenza. Ma quelli erano avanzati, ma me lo spieghi perché durante la selezione blocca il concorso, la selezione? Me lo spieghi perché? Ma lo ha spiegato Oliverio, non lo devo spiegare io. Perché? Perché ha notato, come dire, valutazioni che non erano oggettive, e lui da politico può valutare le valutazioni fatte da un dirigente generale. Certo, quante volte l'ho fatto io da sindaco. Noi abbiamo il dovere di controllare. E la conferma, e il controllo, ma il controllo poi, dopo che fa il controllo, individui dove sta il problema, certo, e avvii tutte le procedure, non di revoca o di blocco come hanno fatto, ma anche disciplinari nei confronti di eventuali responsabilità, e anche penali se ci dovessero essere. Il problema è un altro, che siccome alcuni amici praticamente che pensavano di essere bravi, diciamola così, e che avevano detto ad Oliverio: noi siamo bravissimi, abbiamo aspiriamo ad arrivare a questo obiettivo, poi non ci sono arrivati e si sono rivolti per avere giustizia. Diciamola così, dai, così la edulcoriamo bene. Per diciamo tutto così. quello che... No, guarda, io voglio discutere degli errori politici di Oliverio e dei meriti di Oliverio. Mando la pubblicità e torniamo su errori politici e meriti. Se no facciamo una discussione su questa cosa. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Errori di valutazione, di merito, insomma, poi dipende uno come guarda al già fatto. Oliverio dice: se non ci fossimo stati noi, la Regione avrebbe ancora di più perso terreno rispetto all'Europa. Sarebbe stata così estromessa, no, da una visione europea. Intanto siamo estromessi dall'Italia, lui vuole andare in Europa, deve essere più credibile Oliverio, dai. Più credibile, deve essere più credibile. Insomma, ma lo dice lui stesso, lo dice. Non abbiamo avuto il commissariamento, non abbiamo avuto la possibilità di dire una parola in più sulle ZES, dove praticamente all'inizio un po' chiuso, sulla poi, sanità Dio, pure. Poi sulla sanità non ne parliamo, siamo stati trattati. Ecco, per esempio lì, se io devo essere franco come sono, devo dire che da una parte vi è stata la legittima e giusta rivendicazione del governatore della Calabria, che tutti in Consiglio regionale, tra l'altro, abbiamo come dire, sostenuto, anche le opposizioni, devo dire, da questo punto di vista, facendo un documento, tra l'altro. E quindi c'è quella partita, poi c'è la partita dei direttori generali, che arride al governatore della Calabria e della Giunta, e i direttori generali, non tutti ovviamente, non stanno brillando, e lì c'è un problema che arride a noi e che è responsabilità nostra. Ma le pare che
sentenze confermano a Trebisacce che l'ospedale di Trebisacce deve essere riaperto e passano i mesi, e poi per un bagnetto e poi per una scala non si riapre quell'ospedale, non si dà funzione a quell'ospedale? Io credo che questo sia sbagliato. Ma voi siete in consiglio regionale però, no, siete in consiglio regionale, scusate, siete lì. È facile dire siete in consiglio regionale. Gli strumenti che abbiamo a disposizione noi sono quelli della politica, non sono altri. Non abbiamo strumenti per intimare ai direttori generali. Vabbè, però potete chiedere al Presidente, scusa, datti da fare, questa è la situazione, certo, il momento è questo, la gente protesta, ma è la stessa storia che è successa a Praia Mare, voglio dire, no? La stessa storia che è successa a Praia Mare, allora... tant'è che ci stavo arrivando a questo. Per cui ci sono responsabilità che sono nostre. Io non le butto addosso ad Oliverio solo responsabilità, anche se sono sue in prima persona, ma anche nostre, che rispetto a questi problemi preferiamo tacere a volte. Oggi non è più il tempo di tacere e io mi rendo conto, perché se si tace si fa un danno ai territori. E quindi io penso che ci sono questioni che rappresentano punti di debolezza per noi. Come quelle, ripeto, dei dipartimenti, sono questioni che rappresentano punti di debolezza lì. Ovviamente noi abbiamo il compito intanto di legiferare, di essere buoni legislatori. Però dovete ascoltare anche la gente, gli umori della cittadinanza. Ma secondo lei noi siamo gli unici tra le figure istituzionali, noi consiglieri regionali tutti, dopo i sindaci, ad ascoltare i territori? Noi siamo ogni giorno nei territori. Ho capito, quindi portate in aula i problemi della gente, ma se poi non si risolvono, voglio dire, un po' di responsabilità è anche vostra. Non voglio assolutamente sminuire il ruolo del Consiglio regionale, ma ritengo che il ruolo del Consiglio regionale sia stato svilito nel momento in cui è stata fatta la modifica dello Statuto, che ha decretato che almeno 5, il 50% degli appartenenti alla Giunta dovevano essere dei consiglieri regionali. Allora Oliverio parlò di nuovo regionalismo, apriamo una pagina epocale, ma il suo obiettivo, che poi si è rivelato insomma, nella sua cruda realtà, era quello di impedire che alcuni consiglieri regionali potessero continuare a sedere. Allora, qual era la scusa? La scusa del processo di crescita, Borsopoli, ma quando fece la Giunta era tutta gente che era già indagata in questo processo e si sapeva già. Ora, o tu sei garantista e fino a quando, e grazie a Dio, io non credo che ci siano colleghi consiglieri in nessuno schieramento, non perché io non faccia parte di questa indagine, ma in nessun schieramento penso che ci siano persone che insomma, possano rispondere dei reati, perché è un sistema, quello del finanziamento dei gruppi, che è stato sempre così, ma lo sapevi che erano... Allora, quando fai la giunta, o eviti di mettere in giunta persone che possono ricevere avvisi di garanzia, oppure se li metti devi avere la pazienza e l'amabilità di aspettare che fino al terzo grado di giudizio... Ma sono dimessi loro gli assessori? Sono dimessi loro e va bene, dimostrando grande responsabilità. Sono dimessi loro perché... In un clima in Italia che... Si sono dimessi loro. Va bene, per onestà Carlo Guccione non ha mai detto questo. Insomma, poi abbiamo un caso come quello di Carlo Guccione, anzi non solo, ha protestato dicendo proprio le stesse cose che sto dicendo io oggi. Ti ringrazio Attilio che me lo hai ricordato. Questo è. Poi oggi c'è l'esigenza di puntare, qualcuno dice sui capigruppo, sui consiglieri regionali. Io credo che se un governo ci debba essere, e io credo che se sia fatto di consiglieri regionali, e io sono d'accordo, che sono quelli che incontrano i cittadini, sono quelli che
sanno delle problematiche dei cittadini, sono quelli che se devono fare delle proposte, se devono dare degli indirizzi, diciamo, se ci mettono la faccia, vabbè, i fondi comunitari spesi bene perché possano creare sviluppo. Che mi dice della Roccisana? Ma la Roccisana, io un po' mi sono già in un'altra occasione pronunciato, una pagina un pochettino penosa di questa esperienza legislativa, perché non è stata mai all'altezza del compito. È messa in un settore così delicato come era quello del lavoro soprattutto, e si trovò davanti, io ricordo benissimo, una prima conferenza stampa con cui annunciava il provvedimento di Garanzia Giovani, che era una procedura che avevamo attivato noi, aveva attivato l'ex assessore Salerno, dicendo che sarebbe stata la soluzione. Garanzia Giovani. Garanzia Giovani. E poi durante l'attuazione della legge sono venute fuori le prime difficoltà. Ha cominciato a dire che Garanzia Giovane non era una legge per creare occupazione, quindi non all'altezza, diciamo, non all'altezza del compito. Poi alla fine, dico tutto, ma non all'altezza del compito. Ha parlato di fallimento del progetto Garanzia Giovane, ma una che non riesce a risolvere un solo problema, che è quello dei collaboratori dell'amministrazione della giustizia in questo momento, che stanno lavorando, li ha fatti iniziare con una convenzione già fatta, attendendo un parere del Ministero, del Ministro, sono passati 4, 5, 6 mesi prima che questo potesse avvenire. Poi stanno lavorando e ancora questi non hanno percepito un solo centesimo. Ma è possibile una cosa così? Scusi, quindi un fallimento su tutti totale, i fronti, totale. sul sociale, sul lavoro, su tutto. Ma guarda, io ho un'idea totalmente diversa da Tallini, sia sulla qualità del lavoro dell'assessore Roccisano, sia sulle motivazioni dell'ex assessore, sia sulle motivazioni che hanno spinto il governatore della Calabria. Non mi è piaciuta la motivazione che ha dato il governatore, non mi sono piaciuti i tempi, perché si poteva aspettare benissimo il tagliando, perché non credo che la croce dei mali della Calabria debba essere addossato a un assessore che, tra l'altro, per le cose che è riuscito a fare in questi anni, ha tradotto anche quei provvedimenti in attività politica, in giro per i territori. E mi dispiace anche che i miei colleghi, parlo di quelli di maggioranza soprattutto, anche se dalla vostra parte qualcuno si è espresso, non si sia alzato, nessuno abbia fatto sentire la propria voce per ringraziare del lavoro fatto all'assessore, tranne poi, negli anni passati, a portarla dal Pollino allo Stretto in giro per tutti i territori. Ed è così vero quello che ti sto dicendo, e che non ho timore a confermare all'infinito, che il mondo del terzo settore, il sindacato, la CGIL, il mondo della scuola, il mondo delle professioni, unanimemente hanno espresso solidarietà alla Roccisano. Se questo avviene e una defenestrazione di questo tipo non passa nel silenzio di tutti, ma passa quasi nell'indignazione di molti settori importanti della società calabrese, significa che il segno si è lasciato. Ora è ovvio che il mondo del lavoro in Calabria è un mondo complicato, ma davvero tu, Tallini, che conosci bene il mondo del lavoro regionale, addossi la responsabilità alla Roccisano? Oppure dobbiamo parlare del suo dipartimento quando parli dei lavoratori della giustizia? Tu che conosci bene da dentro i problemi della regione, perché io ti posso fare un lungo esempio, per esempio all'ASP, ex ASL di Paola... Quando si fanno le cose il merito è della politica,
quando le cose non si fanno la colpa è della burocrazia. No, assolutamente no, io non scindo le due cose, perché in Regione Calabria, tra la direzione politica e la direzione gestionale c'è un oceano in mezzo, non c'è come tra i sindaci e la propria burocrazia, tra i presidenti di provincia e la propria burocrazia, un rapporto diretto. Tra l'altro la Roccisano ha denunciato anzitempo ciò che avveniva nel proprio dipartimento. Ma tu lo sai che io non riesco ad avere risposta. Io faccio il consigliere regionale, presidente di commissione, da 4 mesi ho chiesto di sapere cosa è successo al CORAP col revisore dei conti, ancora non sono in grado di avere le carte, io che sono consigliere regionale. Figurati un cittadino. Guarda, io ho pure chiesto delle carte in alcuni dipartimenti. Non sono arrivate. E queste carte non mi sono state date perché qualcuno diceva che c'era il segreto d'ufficio, la copertura di questo segreto che è della Corte dei Conti. Allora, il regolamento, scusa, a tuo sostegno, il regolamento è chiaro. Allora, te lo dico io. Allora, dopodiché io mi sono permesso di eccepire a questi dirigenti messi là da Oliverio, va bene, che dovevano garantire anche la trasparenza e i diritti dei consiglieri regionali. La legge regionale sull'accesso agli atti prevede che al consigliere regionale l'accesso agli atti deve essere immediato. Dice, e senza alcuna formalità, ti dice che non devi nemmeno... Ma sono arrivate allora queste carte? No, mai, non ho mai avuto questo. Scusate, com'è possibile? Io posso tranquillamente dire che lo abbia fatto per un fatto politico. No, io non credo nemmeno questo, perché le carte che avevo chiesto riguardavano più esperienze e quindi non è un problema per un fatto politico. Io credo che sia stato fatto e questo possa essere avvenuto per incapacità di alcune persone messe là a svolgere con efficienza il proprio mestiere. Prima con Aieta abbiamo aperto il capitolo sanità. Sì. Lo continuiamo? Sì. Allora. Sul problema della sanità sono passati 3 anni di amministrazione e abbiamo visto che tutti i commissari o gran parte dei commissari nominati all'inizio di legislatura oggi sono diventati direttori generali. Ergo, io ti faccio fare il commissario. Acquisisci i titoli? No, a parte acquisisci non è questo. Non acquisisce. No, non è questo. Non acquisisce. Infatti molti direttori generali sono senza requisiti. Ma io ti metto là a fare il commissario in una fase di emergenza e poi praticamente alla fine ti promuovo direttore generale. Ti promuovo sulla scorta di che cosa? Quindi io credo che su questo, sul fatto che hai operato bene e sul fatto che hai fatto valere le tue qualità di manager nella conduzione di un'azienda sanitaria che deve come minimo dimostrare una riconosce questi meriti. E allora poi sono stati tutti diventati direttori generali. Guarda caso sono gli stessi che poi rispondono, diciamo la verità, rispondono. Mi può dire sempre, ma a chi devono rispondere? Ogni direttore generale risponde a un consigliere regionale, sarà del territorio, sarà della... Guarda un po', io sono sfortunato. Sei sfortunato. Sono sfortunato. Magari non risponde al consigliere regionale a dieta, però risponde a un altro consigliere regionale, ma stai tranquillo. Guarda, io per esperienza diretta ti posso assicurare che in taluni casi non rispondono neanche al governatore della Calabria. Ma te lo posso assicurare. Ma può darsi, perché probabilmente, insomma, non rispondono come si fa, insomma, io voglio dire, il governatore ha tutti gli strumenti per farsi rispettare in questo. E allora, la diatriba col commissario ha fatto perdere di vista un po' che cosa sta accadendo.
non solo che non si è preoccupati di vedere e fare ripartire gli ospedali, che nelle precedenti amministrazioni i cui bandi e quei lavori sono stati appaltati e quindi dovevano Quindi quella sanità che c'è oggi, voglio dire, e vive ancora di eredità c'è stata una procedura, i nuovi ospedali, soprattutto i nuovi ospedali che erano partiti, poi per tutta una serie di ragioni si sono bloccati e nessuno si è preoccupato di vedere come sbloccarli. Qualche cosa un pochettino si sa, altre cose. Per esempio l'ospedale di Catanzaro, no? L'ospedale di Cosenza, noi che siamo catanzaresi e siamo consiglieri regionali, prima ancora che consiglieri regionali dei nostri territori, abbiamo applaudito che si sia avviata la procedura. Ma se c'era una procedura contemporanea, il primo ospedale che doveva essere costruito era quello di Catanzaro. E quello di Catanzaro... manca lo studio di fattibilità, benissimo, ci richiamo alla Regione, parliamo con il Presidente Oliveria, doveva partire lo studio di fattibilità, lo studio di fattibilità non parte, ma forse perché i catanzaresi devono essere penalizzati perché forse hanno votato centrodestra, no, io credo che ci sono territori dove i consiglieri regionali fanno sentire il loro peso e regioni dove questi consiglieri regionali magari non hanno nessun potere contrattuale col Presidente, altrimenti se fossi stato io, e l'ho fatto dall'opposizione, un consigliere di maggioranza, sarei andato da Oliveria a battere i pugni sui tavoli e dire perché le procedure dovevano partire insieme, una parte e arriva... Si fa il bando, si dà l'incarico al tecnico, abbiamo oggi lo studio di fattibilità per Cosenza e per Catanzaro tutto questo non è avvenuto e gli input sono stati uguali. Voglio soltanto concludere questo mio concetto con una cosa che per me è drammatica. Questi direttori generali, ormai si sa che il livello della sanità in Calabria si è abbassato di molto. È peggiorato rispetto al 2010, 2011, ma 2012. Lo ha detto Oliverio nella sua relazione, insomma assolutamente, questo anzi è uno dei motivi per cui lui vuole togliere il commissario. Ma qual è uno dei motivi per cui la qualità della sanità si è livellata verso il basso, soprattutto in questo... lo svolgimento dei concorsi. E allora si stanno facendo concorsi, azienda per azienda, ospedale per ospedale, e ai ruoli di primario non stanno andando medici bravi, ma stanno andando medici che hanno la loro protezione politica, che magari hanno quel minimo di requisito, ma quando tu metti ai vertici dei vari reparti delle strutture sanitarie, degli ospedali o delle aziende sanitarie, persone mediocri che sì hanno i requisiti, ma non hanno quella professionalità in grado di garantire l'utenza calabrese. Quindi le mani della politica, le mani della politica intorno. Basta andare a vedere, sfogliare la legge, con tutto il rispetto nei confronti di tutta la classe medica e di coloro che sono stati messi ai vertici. Però segna l'appartenenza. Oggi purtroppo se tu ad un reparto di un ospedale importante non metti un chirurgo che abbia una storia, una fama, un prestigio, la gente non si va ad operare. Non c'è dubbio. E allora questo è avvenuto. Stanno vincendo persone mediche. Ma Oliverio aveva di selezione detto, di qualità. Però Oliveria aveva detto, scusi un attimo, però Oliveria aveva detto la politica fuori dagli ospedali. Sì, la politica degli altri. Ma io, guarda, cioè, su questa questione dei primari, dei concorsi, eccetera, io non credo, anzi sono certo che Oliverio non sia stato né coinvolto né si sia intromesso in queste questioni, su questo non ho dubbi. Guardate, io ho partecipato a riunioni sulla sanità
per discutere degli ospedali di Acre, di Trebisacce, di Paola, di Cetraro, di Praia. Insomma, si rimaneva in un modo al tavolo e il giorno dopo si faceva in un altro. Guardate, questa è una cosa gravissima, perché, come dire, la responsabilità poi del malfunzionamento mica è in capo ai direttori generali, è in capo a noi. Una delibera ad agosto con cui si modificavano i requisiti dei direttori generali, che potevano essere anche dirigenti. Tu lo sai che è stato nominato un direttore generale all'ospedale di Crotone senza ancora che la delibera di modifica e senza che fosse nell'elenco generale, ma era in quell'elenco che aveva visto la riapertura dei termini e doveva uscire. Cioè, ma quando si gestisce la sanità sono cose che dici tu, Tallini. No, io sono cose che dici tu documentato, e io, ti sto parlando dell'azienda sanitaria ospedale di Crotone, il punto non del è dirigente generale di Crotone, nominato ad agosto, riaperti i termini ad agosto. Scusa, io ti do tutti gli elementi. Che noi avremmo dovuto svoltare nella sanità, non solo togliendo le grinfie rozze della politica dalla sanità, ma avremmo dovuto dare risposte territorio per territorio. Parlo col sindaco di Acri, che tra l'altro ha un ospedale importante in un'area importante, aspetta ancora soluzioni su quell'ospedale. Parlo col sindaco di Trebisacce e ancora aspetta soluzioni su quell'ospedale. Parli col sindaco di Praia, aspetta soluzioni su quell'ospedale. Parli col sindaco di Cetraro e non ci sono soluzioni. Parli con quello di Paola, poi lì, sai come hanno fatto? Tentano di far fare come i capponi di Renzo, tra Cetraro e Paola per non arrivare a nulla. Ma i sindaci l'hanno capito e in questo modo li metteranno in un angolo. Che cosa avremmo dovuto fare noi, Tallini? Per esempio negli ospedali SPOC, negli ospedali di montagna, cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto abbattere le prenotazioni che sono ad un anno, abbatterle. Tu pensa che ci sono negli ospedali di Paola e di Cetraro e adesso anche di Praia strumentazioni di altissimo livello tecnologico che sono funzionanti al 30%. Perché non hanno il personale, non hanno i medici. Di questo dovevamo parlare, su questo dovevamo incidere e per questo io sono arrabbiato anche con Oliverio che non ha utilizzato la sciabola con i propri direttori generali. Questo è il punto. Perché quando incontriamo i cittadini, li incontriamo arrabbiati. Anche i più vicini, anche i familiari. Quindi io su questo che stai dicendo qua ti dico è un punto di debolezza. Lo dicessi pure in Consiglio regionale. Io? No, ti prego. Perché in Consiglio regionale tu sei molto bravo sempre a difendere Oliverio. Io lo difendo Oliverio non ho mai visto, continuo a difenderlo sulla questione del commissariamento. Fai bene, ti fa onore, ma ha ragione. Alla difesa di Oliverio devi dire pure le cose che stai dicendo qua. Ma guarda che questa trasmissione è testimone delle cose che ho sempre detto. Però il Consiglio è un altro Ma anche il Consiglio, se ti vai a vedere le registrazioni, sempre dette che abbiamo un problema nelle ASP calabresi. Parlo della mia ASP soprattutto. Abbiamo un problema organizzativo e non ci dobbiamo nascondere perché non dobbiamo temere il risentimento del direttore generale o del primario o del medico. Io non ho timore perché io stimo tutti e parlo sempre in termini politici. Ti è capitato mai di capitare in un pronto soccorso di un ospedale della Calabria? No, siccome io sono uno che mi curo in Calabria, quando ho un problema vado al pronto soccorso dell'ospedale della mia città e insomma tu sai che cosa c'è nei pronto soccorsi. Altro che ti trovi pensate alla gente comune che va lì e si mette in attesa e aspetta ore e ore e ore. Ma il punto io quando vado faccio la stessa cosa,
vado là, aspetto il mio turno e vado e verifico quello che tu, anche per un codice bianco, praticamente devi stare là 6, 7, 8 ore, ma cose allucinanti. E insomma, voglio dire, ma se queste cose tutti i giorni vengono esposte, tutti i giorni vengono... Possibile che non ci siano strumenti per mettere nelle condizioni qualcuno... Scusate, no, questo non è ma in Consiglio regionale queste cose ne parlate? Ne parlate dei problemi della gente una volta in Consiglio regionale? Non è stato possibile fare un dibattito sulla sanità perché Oliverio ha imposto che non si doveva parlare di sanità in Consiglio regionale. Ma che stai dicendo? Scusami, Tallini. Sto dicendo quello che mi ha detto Oliverio. Ma stai dicendo una cosa che è fuori dal mondo. Oliverio ti ha fatto fare una discussione in Consiglio regionale, tant'è che è stata una discussione che ha portato... Ma al di là del commissariamento del braccio di ferro, una discussione nel cuore del problema. Nel cuore del problema. Però voi non dovete... E verifica, semmai c'è stata una convocazione... Non dovete separare il commissario dall'andamento con della l'ordine sanità. del giorno dibattito perché se no sanità. Sbagliamo su questo. No, il commissario non c'è mai stato un dibattito sulla sanità. È rigorosamente legato anche agli effetti sul territorio. Alle provocazioni fatte da Guccione, sì, e al tentativo di fissare una data per fare una discussione, sì, ma che il dibattito si sia mai svolto, mai. Pensa che tra la conferenza dei capigruppo ma si può chiedere, solo Tallini. quando è servito a lui si può chiedere, Tallini. Ma l'abbiamo fatto. No, se vuoi, io sono il primo a firmartelo. Ma lo so, la richiesta, io non ma ho problemi. ve lo chiedo io, vi chiedo. Ma l'abbiamo già fatto, no, ma parlate dei problemi della gente, no, i problemi della gente. Non l'abbiamo fatto. Ma l'abbiamo gente, fatto per 3 volte. E abbiamo discusso delle stesse cose per 3 volte. Soltanto quando ha stabilito Oliverio di fare delle relazioni che dovevano servire a lui per andare da Renzi a chiedere il commissariamento prima e da solo per questo. Solo per questo. Non è solo così. Per questo. Abbiamo parlato della sanità, abbiamo parlato del commissariamento. Grazie a Dio è riuscito ad essere critico perché lui ammette che la sanità è un fallimento in Calabria e perché dice che lo vuole addebitare quando solo c'eravate voi, quando c'eravate voi? Quando c'eravamo noi possiamo fare l'elenco di tutto quello che è stato fatto e onestamente siamo arrivati a sbloccare i finanziamenti per la costruzione di storia passata, non la riprendiamo, Tallini. Parliamo del futuro, perché se ci mettiamo a parlare della sanità quando c'eravate voi, ti prego, non ne parlare, Tallini, non ne parlare perché ancora rimangono le ferite che grondano di sangue. Solo questo almeno nella mia zona. Io cerco di parlare di fatti. Non ne parliamo, ti prego, la sanità è un settore delicato. Io so che cosa è successo che oggi in gran il commissariamento e il commissario Scura, in particolare, sta drammaticamente aggravando. Come i dati della Bocconi di Milano certificano. Quindi c'è un problema del commissariamento, io ti aggiungo che c'è un problema del management delle ASP in Calabria. Ma con questo, io te lo confermo. Con questo taglio, con questo tono, non è che sparisce, perché la gente che si reca nelle strutture sanitarie oggi a proprie spese verifica a proprio danno, verifica qual è l'efficienza delle strutture sanitarie. Quindi noi possiamo dire con te. Allora, ti sto dicendo che sono d'accordo. No, se noi non diciamo le cose che vanno dette, ma io le sto dicendo, io non sto dicendo, lui mi ha chiesto che cosa abbiamo fatto quando c'eravamo noi. Allora, se devo dire che per detta di Oliverio le cose sono peggiorate e lo ha detto Oliverio all'ultimo Consiglio regionale. Certo, lo dice per mettere in cattiva luce, ma se le cose sono peggiorate voi avete fatto peggio di Scopelliti. E lo avete fatto voi, non il commissario, perché i direttori generali li nominate voi, i direttori sanitari li nominate voi, i direttori amministrativi li nominate voi, i concorsi, le prove selettive, i componenti, le commissioni li mettete voi, la sanità e i servizi li organizzate voi. Che cosa gli scaricate addosso a Scura? Il patto che poi sulle grandi linee si fa gli amici suoi oppure non le grandi linee. Gli amici suoi non se li può fare Oliverio, io ti parlo di una rete ospedaliera fatta da Scura
che fa ridere, una rete ospedaliera E che fa perché non ridere. siete venuti a dirlo in E- Consiglio regionale? E perché non siete venuti a dirlo in Consiglio regionale? Ma tu forse non c'eri quando no, abbiamo no, fatto... c'ero, non Cioè, abbiamo... perché assolutamente, sennò- assolutamente. Meno male che ci sono le registrazioni, Guarda, perché altrimenti i cittadini guarda, penserebbero io che ti- stiamo, anzi, stiamo io- sognando. io ti l'ho posso detto, dire- io te lo confermo qui, io lo dico che sono 3 anni. da lì. Scusami. Allora, c'è stato un momento in cui si doveva stabilire la data del dibattito in aula. Sì. Si sono riuniti i capigruppo Sì. per stabilire la data. Certo. E perché non è stata fissata secondo quell'indirizzo che era venuto dal Consiglio regionale? Io ho incontrato dopo 2 giorni il presidente alla Cittadella, mentre parcheggiava la macchina, e ho detto: Presidente, ma la facciamo questo dibattito? E di nuovo lo dobbiamo fare. E questa è la risposta del presidente. Ma quando... L'abbiamo già fatto. Qual era, certo, ma qual era il dibattito che avevamo fatto? Quello che si stava discutendo sulla data da svolgere. E qualcuno è entrato nel merito. certo, non qualcuno, tutti siamo per entrati nel sottolineare merito, l'urgenza, ma nessuno era preparato a fare un dibattito sulla sanità. Questo ha fatto un po' infuriare il Presidente, se l'è preso con irto e per io non credo che il dispetto, Presidente voglia negare... ha penalizzato il Consiglio Ma tu regionale, pensi ha che- imposto che in Ma tu Consiglio pensi regionale che non il si doveva problema parlare di sia la sanità? discussione in Consiglio? Io non credo che sia un Vabbè, problema, ma comunque, né per dato Oliverio, che- né per noi, né per Ma voi, perché? Ma- di fare ma voglio dire, una discussione in un Consiglio presidente- regionale, ci un mancherebbe presidente altro. che vuole coinvolgere su un principio che può essere anche condivisibile. Certo. Questa storia dei commissariamenti io non li condivido, perché i commissari in Calabria sono stati sempre un disastro. Sempre. Anche quando hanno avuto poteri speciali, Certo. alla fine il giudizio, perché i partiti, invece di scaricare la responsabilità sui commissari, basta soltanto un esempio, quello dell'emergenza ambientale. Noi abbiamo Un miliardo è costato. Me lo abbiamo dite avuto- appena mando un Sì. break e poi facciamo l'ultima parte? Tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta e pare ci sia un altro commissariamento nell'aria, uno spettro di un altro commissariamento Questo aleggia, sulle acque, sulle sì, acque, qualcuno aleggia. dice sulle acque, ma speriamo di no. Insomma, io stavo Oh dicendo, no, quello sulle acque non c'è. Io non stavo ho dicendo che i contezza di questo. commissari hanno sempre fallito e la responsabilità dei partiti che non hanno saputo mai fare un'analisi seria sulla gestione commissariale, sulla politica. Vabbè, però se si sperperano i soldi, se Sì. non si Allora, sta ma attenti com'è alla spesa. possibile Scusatemi, che ma si è speso nella storia oltre 1 miliardo per l'emergenza ambientale che oggi noi non abbiamo né depuratori e non abbiamo un sistema della raccolta dei rifiuti, ma questi soldi dove sono andati a finire? Come sono stati spesi? Noi non Ma è stato parliamo chiesto, mai, perché giustamente la ma è politica si stato occupa chiesto dei problemi come irrisolti. li hanno spesi con poteri Ma non parliamo mai, eccezionali per esempio, speciali. dell'emergenza ambientale che noi abbiamo trovato, quando nel 2015, a dicembre, poi in quell'estate, abbiamo dovuto affrontare. Avevamo le città della Calabria, i paesi della Calabria, sormondati e soffocati dalla spazzatura. Ce lo chiediamo perché queste città non hanno più spazzatura per le proprie vie. Evidentemente ci sono stati provvedimenti della Regione che hanno inciso fortemente. E non per ultimo i bandi per la raccolta differenziata, che sono fondamentali per i comuni, che non riescono a sopportare le ingenti risorse finanziarie che servono per avviare la raccolta differenziata. Ora, è ovvio, Tallini, che anch'io, per esempio, sul dissesto idrogeologico e sulla depurazione sono molto critico, perché sul dissesto idrogeologico dal 31 luglio la Giunta regionale ha deliberato e siamo a gennaio,
tra poco febbraio e ancora non si sa se questi finanziamenti li debbano gestire i comuni o la struttura del commissario. Stessa cosa dicasi per la depurazione, per i collettamenti. Io sono critico, c'è un ritardo, ma c'è un ritardo che è oggettivo, come c'è un altro problema che io avevo sollevato, avevo presentato tra l'altro una modifica alla legge, perché c'è una legge che sulla 24, quella dei finanziamenti ai comuni, ti dà la possibilità entro 2 anni di iniziare le procedure, se non le inizi ti revocano i finanziamenti. Ora, un comune, i comuni della Calabria, sono circa 200, ne ho contati finora, rischiano il dissesto perché non hanno fatto in tempo ad iniziare gli appalti, ad iniziare i lavori, per cui vengono definanziati. Stanno esplodendo. Ma questo voleva Oliverio, perché vuole gestire, si vuole sostituire ai comuni. No, non c'entra niente Oliverio in questo. Addirittura. Ma sai qual è l'unico atto che è sfuggito a questa regola? L'atto di Catanzaro, perché avendo letto la legge bene abbiamo capito che c'erano 15 giorni per fare degli adempimenti che invece i comuni nessuno è riuscito a farlo. Di fatto quello che avevamo pensato noi è avvenuto. Ma perché? Perché alla regione c'è qualcuno che deve gestire questo settore. Invece io penso che il ritardo comunque sia addebitabile ancora una volta alla struttura burocratica della regione. Io credo in questo, perché io mi immedesimo nella giornata di un governatore della Calabria, non dell'Emilia Romagna, della Calabria. I termini che c'erano nella delibera dell'indizione delle procedure? Sì. Pare che 15 giorni c'erano. Ah, su quella... regione. No, io sto parlando della 24 sulla edilizia Scusatemi, pubblica. entriamo, adesso siamo nell'ultima parte, velocissima, andiamo rapidamente. Intanto però i cittadini vogliono segnali concreti, importanti, tangibili, forti, visibili. Ci sono tanti giovani che non hanno occupazione, ci sono padri e madri di famiglie che hanno perso il lavoro, una situazione infrastrutturale di questa regione che lascia sgomenti ancora, occasioni di sviluppo, di crescita, penso al turismo, penso all'agricoltura, cioè chi più ne ha più ne metta. Allora, il giudizio poi su un'amministrazione si misura anche da questi indicatori. Cosa si può fare? La gente ha bisogno, ma non oggi, non domani, ieri, ha bisogno di essere sostenuta, aiutata, di vedere, di immaginare, che gli si venga indicato un percorso. Sì. Allora, questo oggi riuscite a vederlo? Riuscite a toccarlo con mano? Che siamo proprio in chiusura. Io penso che per dare un segnale in tale direzione si dovrebbe avviare o dovrebbe esserci iniziative politiche finalizzate a coinvolgere tutte le forze politiche, perché non è vero che non abbiamo le risorse, non è vero che non abbiamo le potenzialità, c'è bisogno di uscire fuori da certe logiche che sono quelle della spesa delle risorse a pioggia, della spesa dell'attesa fatta, come diceva il collega prima, della burocrazia, quando invece la politica dovrebbe individuare i 2 o 3 settori strategici che devono essere quelli su cui si deve puntare per creare lo sviluppo e coinvolgere tutte le forze politiche, ma coinvolgerle in maniera reale, non in maniera strumentale, dicendo noi vogliamo la condivisione di tutti e poi nella praticità, insomma, quindi non venite coinvolti. Assolutamente, soltanto strumentalmente siamo chiamati a collaborare, ma poi nelle decisioni. Allora, se la Calabria è un'emergenza, e siamo tutti convinti che è un'emergenza, deve essere gestita anche dalla politica con gli strumenti dell'emergenza. Qua siamo all'ordinarietà dell'ordinarietà dell'ordinarietà che poi fallisce
e praticamente tutti gli obiettivi. Sì, perché se la burocrazia è questa e nella straordinarietà tu devi avere anche strumenti straordinari. Ho capito perfettamente, ho capito. Questa chiamata a raccolta che poi non c'è stata, non c'è, è nominale, non è reale. Sincero, è un appello così, fatto così. Noi abbiamo parlato di tante cose oggi, abbiamo parlato di punti di forza, punti di debolezza, ci siamo detti, almeno dalla mia parte, insomma, le cose buone che sono state fatte, la spesa dei fondi comunitari, insomma, il sostegno ai comuni sulla differenziata, l'efficientamento energetico, alcuni bandi importanti, dove, soprattutto in agricoltura, dove c'è stata una risposta impressionante in Calabria. Per non parlare degli accordi con il governo, la ferrovia ionica, insomma una serie di cose. Ma i soldini in agricoltura sono arrivati? I soldini? Certo che sono arrivati. Abbiamo detto anche dei punti di debolezza sulla sanità, che non è solo e soltanto, anche se per la maggior parte è colpa del commissario e di Scura in particolare, ma anche responsabilità del management delle ASP. Abbiamo detto dell'errore, ho detto dell'errore sulla giunta, sulla defenestrazione dell'assessore Roccisano. Ieri Oliverio parla del tagliando. La giunta tecnica è finita. Nel momento in cui viene a mancare, e guardate che questa giunta tecnica io penso sia stata una delle migliori giunte del regionalismo calabrese per i provvedimenti importanti che ha realizzato. Oggi, dice Oliverio, fa intendere Oliverio, tutto ciò va tradotto in termini politici. Ora aspettiamo di capire, anche perché manca la Barbalace, che si era dimessa per motivi diversi da quelli della Roccisano, che non si è dimessa ma che è stata dimessa, manca la Roccisano. L'Arizzo strizza l'occhio. Il problema dell'Arizzo, che politicamente fa una scelta che forse avrebbe fatto bene ad evitare, ma ognuno è libero e lo fa con il coraggio delle proprie idee. Mi pare di capire che il tagliando di Oliverio, io non ci ho parlato, non sono a conoscenza. Lo trovo un'operazione necessaria a questo punto. A questo punto sì, perché i fatti, i dati... Se ti posso dare un suggerimento anche da dare ad Oliverio, deve fare pure un autotagliando, perché il 90% delle deleghe ce l'ha in mano il Presidente, perché quando ha mandato a casa i consiglieri regionali e ha messo i professori universitari, le deleghe strategiche ce l'ha Oliverio, sono rimaste ad Oliverio, quindi il fallimento oggi dovrebbe essere il fallimento di Oliverio. Ma di fallimento parli tu finta, però, Facciamo finta, no, se c'è bisogno di fare il tagliando, lui dice il tagliando, vuol dire che la macchina non va bene se c'è bisogno del tagliando. No. Il tagliando significa tradurre in termini politici i risultati, i successi e, come dire, aggiustare gli insuccessi e le debolezze. Questo è il tagliando. In termini politici ci sono stati risvolti, cioè la sinistra ha perso dappertutto in Calabria. Questo lo vedremo tra poco. No, vedremo, poi quella è un'altra cosa. Io ti auguro anche di immaginare, di auspicare, con sincerità, insomma, io penso che insomma, il PD abbia una storia, però davanti ai fallimenti i cittadini sanno giudicare, così come hanno giudicato. Si è votato a Cosenza, si è votato a Catanzaro, si è votato a Vibo, si è votato a Lamezia, si è votato a Gioia Tauro, dappertutto non c'è stato. Si è votato pure a Crotone. È un dato di fatto, io non posso contraddirti. Si è votato a Crotone, voglio dire, se c'è tutto, io non credo che sia solo una risposta al malcontento regionale, credo che sia una risposta al malcontento regionale. Però ci sono situazioni su Cosenza, per esempio, non è che perde il PD, vince un sindaco bravo, perché io ho il coraggio di dire che quel sindaco di Cosenza è un sindaco bravo, che ha una visione, quindi vince un'esperienza, non è che perde il PD, e non vince quell'esperienza. No, vince quel sindaco, non vince il centrodestra, e quindi vince invece quel dove sindaco dove che ha governato bene, che ha una visione. Quando vince la sinistra vince il progetto politico, quando vince non ho detto questo. Invece il centrodestra vince. Non ho detto questo. Allora, a Catanzaro non abbiamo avuto un sindaco che ha costruito un'esperienza civica, ma ha costruito un'alleanza politica con le sigle
sigle del partito, a Catanzaro il simbolo di Forza Italia era Forza Italia, Berlusconi per Abramo, quindi c'è stata un'espressione chiara di volontà politica verso una coalizione che è stata quella del centrodestra, quindi punendo contestualmente, perché quello è il significato di quel voto, la giunta regionale che non ha fatto nulla per i calabresi e quella nazionale che ha creato... Chiudiamo. Un voto per questo governo Oliverio, un voto, solo il voto. Ma io 4 darei, non più di 4. Ecco, non voglio esagerare, perché 4. sono stato anche... 4 Tallini da 4. I voti io li do solo ai miei studenti. Vabbè, ma... E i voti si danno sempre alla fine. Un giudizio adesso, a metà percorso? Giudizio, c'è un giudizio, come ho detto, per me è ma positivo. Tu non li interroghi durante l'anno gli studenti? Sì, li interrogo, ma alla fine si boccia. Ma è come se avessi dato una bocciatura al No, uno dice... Quindi è una verifica. Il 4 può passare pure a 6, se si dovesse sforzare. Al Tagliando, però diciamo che è un voto da dare al Tagliando. È difficile che il 4 possa passare a 6. E perciò l'hai bocciato già, è difficilissimo. Il 4 può passare pure a 2. Io no. Quando rifarà la giunta Oliverio? Oliverio, io penso che l'annuncia adesso, però la farà Tagliando e la farà dopo l'elezione. Perché lui deve avere tutti schierati. Per Aieta invece quando la farà questa rimpasta? È una sua... insomma... Ma l'ha annunciato. Ho capito, aspetteremo, Però onestamente farla in piena, diciamo, in questo marasma io non credo che sia opportuno. Ma a parte l'opportunità, credo che i partiti in questo momento siano impegnati a pensare a individuare i candidati, a fare le liste, ma anche se fossimo stati un mese o 2 mesi prima, sicuramente l'avrebbe potuto pure fare un mese fa. No, io credo che penserà di farla dopo. Se la farà, quando deciderà di farla, perché anche questa è una sua responsabilità. Certo. Grazie. Mica la sua giunta la condivide con me in consiglio. Sì, ma mica è una sua responsabilità quando rimane anche sua il prezzo da pagare. Il prezzo da pagare non solo lo pagate come maggioranza, ma noi sulle giunte come progetto politico in generale, come abbiamo fatto finora. Lo paghiamo tutti come calabresi. Io continuo a dire che questa esperienza della giunta tecnica è stata un'esperienza positiva, è arrivata per una serie di fatti che il Presidente dice. Io sono talmente convinto che forse a Regione mi stai convincendo, che ti inviterei ad essere della opinione di ricandidare Oliverio alla fine della legislatura. Questo dipenderà non da me, ma io se le cose stanno così, io mi auguro come centrodestra e tu come centrosinistra, perché pensi che lui stia facendo bene, di ricandidare Oliverio alla fine della legislatura. Quello che mi auguro io lascio a me. Va bene. Grazie. Non ti pronunci. Grazie a Domenico Tallini, grazie a Giuseppe Aieta, ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.